Eccoci qua. Ma quando è Bentrovati, bello. bentrovati. Sono commosso perché ho visto che c'è una fila di pullman che parte da Reggio Calabria. Ma come mai? I traghetti in fila perché non riescono a Non trattare fare fake news. per la gente che vuole venire qui a non vedere dare la fake trasmissione. news, non dare fake Senti, news, senti il dai. popolo nostro, lo senti che bello. Vabbè. Mi ha telefonato, sai chi? Chi ti ha Il Fano telefonato? Wanna School di cucina di Ah America. sì? Come scusa? Fano Wanna School di America. Non l'ho mai sentita questa Vogliono sigla, che però. io ci vado a fare lezioni di cucina. Ah sì? Ah, bene. Allora, dimmi una cosa, parliamo di oggi, di questa ricetta di oggi. Sì, dai. Se ci sono dei malviventi che vengono questo è beccati sempre- dalla polizia, cosa dicono? Ci hanno preso. No, oppure, Siamo rovinati. oppure dai! Siamo nei guai. Oppure, Siamo fritti. brava! E se invece non li prendono, cosa dicono? Siamo liberi. Oppure, Ce l'abbiamo fatta. Oppure, il contrario di quello che hai detto. Ma che ne so, quello ho detto. Non sa? Non siamo fritti. Brava, non solo fritti, oggi parleremo di Ma che prodotti c'entra, che tipicamente ragazzi, si non fanno siamo fritti e fritti. noi non li facciamo. Desiree, scusami. Ma hai detto Totino non comprare il pesce e ci penso io, dov'è il pesce? Ma come sei antico con questo pesce, non comprare il pesce. Aspetta, guarda, 1, 2 e 3. Vai a vedere chi è. Chi è? Vai a vedere chi è, vai ad aprire, vai a vedere chi è. Mi hanno portato il pesce. Ma certo. Ma l'ho detto lei Te aveva l'ho chiesto un detto, domicilio. ma sono guarda. preparatissima, aveva chiesto un domicilio. Cioè non c'è bisogno che te ne vai dal Ma pesce scusa, vendolo. ma c'è bisogno, telefoni, E te sono lo i miei portano. amici e te lo Ma è portano. impressionevole questa cosa, guarda. E qui ci hanno portato i calamari che fa parte della ricetta. Che mi avevi detto? I calamari. Però ne devo pulire uno. Aspetta un Dai. attimo che lo vado a pulire. Eccoci qua. E abbiamo pulito il calamaro. Che meraviglia. Guarda che meraviglia. Perfetto, Bene. allora, quindi, Adesso facciamo una cosa. Facciamo la prima ricetta. come si chiama? È calamaro non fritto. Chi l'ha detto che i calamari si devono fare per forza fritti? No, ma non l'ha detto nessuno. E noi non dico, li però, facciamo non fritti, lo puoi è chiamare giusto. in un altro modo, no? Lo chiamiamo Calamaro non fritto. Calamaro non fritto, calamaro al forno. Calamaro al forno. Al forno, va bene. Intanto tagliamo gli anelli. Vai, va Me lo bene. dai il tuo? No, questo è mio, lascialo stare. E facciamo questi anellini così. Ok. Ecco qua. Poi, dopo che abbiamo fatto questo lavoro, dimmi tu che facciamo? Dimmi tu. Lo impaniamo. Lo impariamo. Lo impaniamo. Imparalo. Come si impara un calamaro? Lo impaniamo, ho detto là c'è il pangrattato, che ne so, lo Esatto. impaniamo. Ah, perché hai visto, vedi, già No. di cucina Desiree va troppo forte. È giusto? Già anticipa le ricette. Facciamo fare la reazione di Maillard. Sì. No. Prendiamo questa boule. Sì. Sì. E mettiamo dentro il calamaro, guarda, così. Sì. Così. E andiamo a condire questi bellissimi calamari. Cominciamo. Del basilico. Ti ricordi cosa faccio con il Si basilico? schiaccia col coltello così. Brava. E lo lasci Aspettiamo intero? così. No. Prima lo schiaccio per... Ora senti, guarda appena taglio senti l'odore. Ma lo sento già adesso, sai? Senti? Guarda. Quindi così a crudo già metti il basilico. Crudo metto il basilico. Poi metto anche il persil. Sai cos'è il persil? E questo lo so ormai. Brava. Cosa? Brava. Prezzemolo. È incredibile questa donna. È incredibile questa donna. Certe volte mi sembri un'aliena. So che tu vai in palestra, ti alieni, no? Ogni giorno. Si aliena in palestra, si aliena. Vabbè, ho fatto una... Oggi mi sento in colpa, sai? Perché? Che hai fatto? Perché non lo so perché, ma non ho salutato. No, non c'è Le bisogno, camere. guarda, so già dove vuoi arrivare, non c'è bisogno, prepara, dai, andiamo avanti, non perdere il Saluto la mia filo. camera. Anzi, questo è di Desiree, non ti offendere. Non perdere il filo, dai, No. vai avanti, allora. Saluto la mia camera. Saluto la camera dell'artrosi fa cervicale. confondere, fa perdere il Aspetta, filo della aspetta. ricetta così in questo modo. Anica! Anica, Perché ma devo che sapere c'entra per qua, Anica? Anica? Ma che trasmissione seria E poi? è? E Anica. poi? E E poi? Chi e c'è? poi cosa? Lo Lo zio Gianni, lo come zio stai? Gianni. Oggi lo vedo in forma. lo Sì, zio anch'io, Gianni, sai, vero? Veramente, è bello Mettiamo vivo. del sale. Così, guarda. È bello vivo, è bellissimo. Abbiamo messo un po' di sale. Poi mettiamo dei pomodorini. Dai, fammi fare qualcosa, voglio lavorare taglia i oggi. pomodorini, Dai, dai, che devo- taglia come i li devo pomodorini. tagliare? A pezzetti, Così a metà? a metà 3/4 e un quarto. E com'è a metà, 3/4 e un quarto? Li faccio a 4? Sì, brava, però
Siccome la trasmissione tutto sommato non dura 6 ore, A 4. ti aiuto io. Dai, fai un'altra cosa tu nel frattempo. no, questo devo fare. Fammi fare a me questi, no? Scusa, ma che stai facendo? Un'insalata di calamari? Che stai facendo? Ora vedi, poi alla fine vedi. Ecco qua. Ecco, allora. Pomodorini. Mi dai del Regan? Dov'è? Questo è questo, questo. Bravo. Ci mettiamo Allora, calamari crudi, giusto? li stiamo condiscendo. Li stiamo condendo a crudo, totalmente a crudo. L'abbiamo tagliati ad anelli, sempre crudi. Abbiamo May I messo have the salt, please? Così. basilico, prezzemolo, pomodorini e sale e origano, E giusto? Chiaramente è bello se li lasciamo marinare. Oh, Questo perché ok. non ce l'abbiamo. Non li facciamo marinare. Non li facciamo Ma marinare, dico, facciamo se così. la volessimo fare bene, quanto dovrebbero Dovrebbero marinare? stare almeno un'oretta a stare così che si assaporano. Un'oretta così, in frigorifero? Però noi non ce l'abbiamo questo In tempo. frigorifero? In frigorifero? No, nella stanza da letto, è meglio, sai, almeno se tutti riposano. Devono Riposano, riposare. certo, è stanza da letto, bello. Guarda il tocco magico che ci dà l'idea. No, Di un vedi, fritto. l'avevo detto io L'avevi detto sì che l'avevi detto. che Guarda, ci mettevi questa. andiamo così. Andiamo di polso. Tutto a Con la crudo, mollica così, che cosa ho fatto? Non andava, vedi il pomodoro è fatto? vivo. Ho fatto sì che mi sono assorbito tutti i liquidi che abbiamo messo, per cui l'olio abbiamo messo. Mi dai un altro poco di olio? Senti, perché in realtà, sai, è vero, di solito i calamari si fanno fritti. Esatto. Così non li avevo mai visti E fare. lo rivediamo. Ecco qua. Andiamo così. Poi, non so perché mi esprime molto una cottura al forno e al coccio. Per cui prendo un bel coccio così e guarda cosa vado a fare. Teste. 1, 2, 3. Ah, lo rimpani? Tutti 1, così? 2, 3. Sì, vai. 1, 2 e 3. Gli diamo l'ultima spruzzatina, così, e mandiamo tutto In the cottura? oven, Così? al forno. Bene. Sono specie gratinati, più o meno? No, avranno l'aspetto, sai quando è fritto che si fa la crosticina della Sì. frittura? Avranno questo aspetto. Questo aspetto, li vediamo. abbiamo messi. Allora, quanto dura la cottura in forno? La cottura dura circa 15 minuti, da 15 minuti a 8 ore, secondo come lo volete. Ma come da 15 minuti a 8 ore? Che consiglio è da 15? Che Da c'è 15 indicazione è? Che se range lo fai è? da 15 minuti te lo mangi buono, se lo fai oltre 8 ore ti diventa bruciato. 15 secco. minuti, ragazzi, quanti gradi? Quanti gradi? Da quest'occhio 2,5. 180? 200. 200 gradi, 15 minuti. 200 gradi, 15 minuti. Vabbè. Che poi 15 minuti, sai, dipende molto dai forni pure, per cui voi dovete, quando sarà pronto, quando si è fatta la bella crosticina. Quella doratura lì, va bene. Allora, Passiamo all'altro piatto. seconda ricetta, Seconda dai. ricetta. La ricetta che andremo a fare sono dei tonnarelli. Sono di Tu vedi? tonno? Eh? Sono di tonno? Tonno, perché abbiamo fatto il pesce, adesso è il Sì, tonno. però non c'erano. E hanno detto vado e tonno. Capito? E sono tornati i tonnarelli e quella pasta lì. Ah, vabbè. E vedi che c'è la zucchina, c'è la ricotta, c'è il parmigiano. Ok. Giusto? Però, Però. di solito la zucchina si fa fritta. E questa è fritta, Eh no? no, bella mia. E come l'hai fatta Questa l'ho fatta. No, è fritta, dai. No. È fritta, l'hai fatta No. prima. Si sente, è fritta. E come l'hai fatta? Questa è fatta al forno, Ah. ho fatto le fettine molto spesse, Buono. le ho messe in teglia tutta aperta al forno, un pochino di olio, sale, aromi, ci ho messo un po' di prezzemolo, ci ho messo un po' di orina e le ho messe al forno. Ed è più leggera. E questa sarà la base della nostra pasta. Bene, quindi Va zucchina bene, al che sarà forno. Pasta, ricotta, zucchina. Questi poi li andremo a frullare. Il bello sarà che si portano
questo sapore di forno, cioè senti, sì. Non lo so se arriveremo a fare la pasta, perché No. stanno finendo le zucchine. Quella era piccolina, ben cotta. Stanno finendo le zucchine, non so se c'è. E mi chiamava, allora dai, tonnarelli con Per ricotta e cui zucchine? prendiamo questi, sì, tonnarelli con ricotta e zucchine. Sì, Abbiamo questo bello michise e mixer. andiamo a mettere un po' di... Però vedi che c'è anche il liquido. Hai messo quello ti serve, no? Il liquido. Certo. Mettiamo un pochino di olio, grazie. Muchas gracias. Così lo correggiamo con un po' di sale che non è zucchero. Eccolo. E voilà. E lo sai che ti dico? Mentre c'è il rumore, Che lui tu mi frulla. dirai, io lo dico alla tua camera, Dai, diciamola alla mia camera. Vai, frulla. consigli per i consigli. Noi frulliamo le zucchine. Consigli per i consigli. Ok, ecco il risultato della nostra... Aspetta. che c'è? Oh, è buono. Ma non si può, ancora. Ma sei sicuro che non sono fritte? No. Perché è buono, eh? Di solito le cose buone sono fritte. E allora, ora andremo a comporre questo primo piatto mentre in the oven, sarebbe al forno, ci sono i nostri calamari Componiamo, che non sono fritti. che non Questa sono è proprio fritti. Una ricetta che non va fatta fritta. Prima di tutto diamo una bella calatina alla non pasta. sono fritti perché le zucchine le fanno le fatte fritte. Di solito si fanno fritti, ecco, ma anche i capito. calamari. L'ha No. capito! I calamari l'avevo già... Cioè, l'ha capito ora! I calamari l'avevo già capito. Mamma mia, è avanti. Anche è queste, avanti. anche le zucchine, certo, È di solito avanti, si è fanno avanti. fritte. Allora, No, quindi è dicevi, avanti. i tonnarelli. Andiamo a mettere giù i tonnarelli. Sì, Tonnarelli freschi. Io so che tu li vuoi che li metto tutti, io già ti leggo. dai, ma mettili, dai, Ti che ci leggo fa? nel Che mio- lasci? Questo è peccato. Certo, è peccato. L'hai salata la pasta, Sì, l'acqua? l'ho salata l'acqua, sì. Sicuro? Sì, sì. Scusi signora, Devi mescolare la... la padella. Vai a dare una mescolata. Nel frattempo, guarda che faccio. Prendo la ricotta. Me la correggo con un po' di parmigiano. Potete credere, sono finiti i cucchiai. Allora, Non metto sale perché di solito la ricotta è un po' salata. Ci prepariamo la frusta, ma prima andiamo di Marisa e facciamo così. hai messo solo il parmigiano quindi sulla Solo ricotta? parmigiano, sì, solo parmigiano. Andiamo così. Quindi un primo e un secondo. Dopo che ho oggi. messo il parmigiano, faccio una cosa, guarda. Che fai? Questa Metti per- quello? Non si. Prendo un'altra bowl. Metto la ricotta qui. Sì. Tutta? No, Un po'. quella me la conservo per dopo, per vedere se è necessario. Guarda, Ok. questo lo metto qua. Dammi un mestolino. Mestolino qua. E aggiungiamo un po' di acqua di cottura. Così. E tanto basta. Questa così. E andiamo a frustare. Ottimo. Capito? Andiamo a frustare. Picchiami, così dillo, dai. Sì, visto? Quindi due preparazioni, una con le zucchine e una con la ricotta. Brava. E ci siamo quasi. Mamma che buon odore che fa questa ricotta. No, odore, no assaggiare. No, pensavo volessi Senti, ti faccio vedere. sentire... Senti. Beh! E ti pego. È buona. Lo vuoi assaggiare, che ti devo dire? Solo che sono finiti i cucchiai. Scusa, ormai che siamo qua, che ci fa? Che venga a fare? Vai, scusa. vai. È buona. Buona, grazie. Ecco fatto. Mi dai del pepe per favore? Eccolo qua, vado Grazie, io? vai di pepe, vai. Vai di pepe, vai. Ok, ne sento il profumo. Va bene? Ok. Ci siamo quasi e ci cominciamo a preparare per impiattare. Ma Addirittura già da subito così, quindi preparazione express. Allora, dai. faccio vedere come.
Come si chiama la puntata di oggi, ricordalo? Non solo fritti. Non solo Chi l'ha fritti. detto che si fanno fritti? Chi l'ha detto? Perché stiamo utilizzando degli alimenti che di solito si fanno fritti, ad esempio le zucchine che l'abbiamo fatta al forno, buone ugualmente, Le abbiamo, perché le abbiamo? e i calamari che di solito si fanno fritti, li abbiamo fatti al forno. Una sorta di gratin, poi vedrete, insomma una ricetta secondo me sarà buona. Sì, lo credo. Va bene, quindi stiamo impiattando, abbiamo fatto questa crema con Solo ricotta, un poco di ricotta, un po' di acqua di cottura hai messo, Esatto. giusto? Diamo i segreti, e un po' di parmigiano, un po' di pepe, e basta. e stiamo facendo questo letto Così, va bene. di ricotta, giusto? Oh yes, questa la possiamo spostare. Così. Nel frattempo. Nel se tu mi dai la frattempo- pizza, io tiro via la pasta. E faccio così, guarda. Questo te lo regalo. Vedi che mi dà tutte le cose da tenere in mano. Cioè, vabbè. Guarda. Quindi questa è in padella. Esatto, però che cosa fai? Perché vedi che non la scolo la pasta. Perché mi serve ci va l'acqua anche un che si po' porta di acqua di cottura con l'amido, per il capito? fondo di cottura. Brava, brava. Poi andiamo a raccogliere il fondo. Brava. Dov'è questo fondo? Siamo proprio al fondo. Sarà in fondo, cioè Esatto. in fondo c'è il fondo di In fondo, cottura. in fondo c'è. Ma sai, quei fondi di verità. Allora, che va uno- bene, quindi la pasta scolata direttamente scolata così in così. padella. Poi aggiungiamo quello. Ok, mi dai Ok. un cucchiaio? A te, aspetta, dov'è? Non ce l'ho. Dammi il cucchiaio grande. Dammi il cucchiaio grande nella ricetta. Vabbè. Dai, non ti preoccupare, facciamo così e poi così. Uno. Allora, quindi questo che non è altro che zucchine cucinate al forno e poi frullate. Abbiamo messo qualcosa qui, non mi ricordo. No, zucchine, Erano zucchine. aromi. Guarda, e ora facciamo questa bella saltatina così. Bene, saltiamo in padella. Mi occorre ancora un petit peu d'eau. Vai. Ci andiamo a bagnare un altro poco delle nostre zucchine. Bene, dai, ci sta, metti un altro po'. Bella sugosa. Non essere avaro. Eh sì, crepi la grazia. Bella, saltata, bella. Ci giriamo di qua. E voilà. E per concludimento, Certo, un po' di parmigiano ci sta. Quindi ragazzi, ricetta semplicissima, anche mi molto dai il chic, pepe? devo Mi dire. dai il pepe? Così con la ricotta sotto, preparazioni semplici, ingredienti semplici. Vuoi che l'assaggio? No, No. no. Questo è prima. Nel frattempo usciamo i nostri calamars. Dai, Ti ricordi? certo. Ma ti ricordi che ti ho detto verranno quasi come se Me lo fossero ricordo, fritti? me lo ricordo. Bene. Che ti dicevo? Sembrano fritti. Che E ti perché non li dicevo? facevi fritti allora a questo punto, scusa? Hai fatto la puntata non fritti. Li potevi fare fritti. Vabbè, Come al solito. Tempo di dare una sistemata e siamo e da fuori. assaggiamo. Che dire? Che dire? Ora meraviglia, assaggiamo. che meraviglia. Ora assaggiamo. Ora assaggiamo. Il primo me lo sento nel cappello del fatto. Anche secondo me, Che dici? anche secondo me, dai. Cosa hai bisogno? Forchetta e cucchiaio. Forchette e cucchiaio, a te. Ok. Guarda che figura che ci fate se preparate questo piatto. È un bel piatto. Sai? E tra l'altro avete visto, è tutto sommato leggero. È leggero, sì. Non ci sono fritture. Così. Metti un po' di ricotta, un po' di ricotta. Scusi. Mi scusi se non ci ho pensato prima. Un po' di sotto, qua di là, un po' di sotto. un po' di ricotta. Va bene così, Le devo dai. mangiare io o ci pensate? No, vabbè, ma ci mancherebbe, no. Prego. Allora, come si chiama questo piatto? Pasta. Non fritta? Sono
tonnarelli con zucchina al forno e ricotta. Ma pazzesco, ragazzi, veramente. Faccio andare il ricotta. Ma guarda che mi ha preparato, Faccio andare guarda. il ricotta. Aspetta. Faccio andare il ricotta. Ma guarda che mi ha Faccio andare il preparato. ricotta. La zucchina sembra fritta, ma non è fritta. Pazzesco, eh? È buona? Quella che sembra fritta, ma non è fritta. La ricotta. No, la ricotta è ricotta, è normale. La ricotta è la fritta. Non è fritta. Aspetta, non vorrei che... Aspetta, scusami un attimo. Non vorrei che magari non vedi la parte. No, non c'è bisogno. Va bene, basta. Buona, complimenti. Basta. Adesso passiamo Cioè. all'assaggio dei calamari e tu mi devi... Pazzesco, è pesto di zucchine questo, eh? Mi devi dire, cara la mia Desiree, cosa ne pensi dei calamari? Buona, eh? Guarda, c'è un pezzo che è tutto pieno di ricotta. Guarda, guarda come mi è capitato. Eh sì, ti è capitato per caso. Sono bruciato. È spagnolo? Sì, prendi la forchetta, ma non ce n'è più perché le hai usate tutte. No, ce n'è una, guarda. E Allora, che ti devo dire? dimmi, metti il pomodorino Metti il pomodorino e metti il calamarettino e metti il calametterettino. e guarda che meravigliosa cottura, guarda, guarda. Senti. Altro che fritto, dai. Come dice, ma il calamaro fritto è un'altra cosa, credetemi, così è buono. Ma come l'hai E non fatto? fate frittura. Se non volete fare frittura. Va bene, arrivederci. Ci vediamo alla prossima. Non fritti, sono Io non buoni. devo assaggiare, Vabbè, giusto? dico, uno li può fare anche fritti se vuole, Va bene, però. bene, allora perché li abbiamo fatti vedere così, per dare un'alternativa. Ciao. Ah, giusto. C'è una grande Desiree che ha proprio quelle cose che... Buono. Calamari al forno, 2 calamari, 400 g di filetti di pomodoro, basilico abbondante, 50 g di parmigiano, uno spicchio d'aglio, prezzemolo quanto basta, origano quanto basta, pangrattato quanto basta, zucchine al forno con la pasta e la ricotta, 3 zucchine genovesi a fette, uno spicchio d'aglio, 300 g di ricotta fresca, 50 g di parmigiano, sale e pepe quanto basta, olio extravergine di oliva,